Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al mercato Batman napoletano. Come state? Va giù? Spero tutto bene. Allora, va giù. In questo video andremo a parlare di cosa può fare il calcio italiano per evolversi. Cosa può fare il nostro calcio per rinascere, essere più competitivi con gli altri paesi come Germania, Spagna e cose. Cosa può fare il nostro calcio? Allora, sicuramente bisogna andare a prendere non solo allenatori che vanno, non solo allenatori italiani che, come sappiamo, nella mentalità italiana c'è solo una cosa, la tattica difensiva e prendere solo giocatori con un'età avanzata. Lo vediamo con Allegri, con Conte, con italiano no, non vorrei dire italiano, ma per esempio un Inzaghi me la butto lì, anche se Inzaghi un po' meno. Mancini forse, però un po' Mancini più vecchio stampo, un po' degli anni precedenti dove non calcio italiano diciamo non affondare, non ha iniziato ad affondare in questa crisi. Ma vabbè, e quindi cosa bisogna fare per far giocare i giocatori più giovani? Bisogna prendere allenatori anche provenienti dall'estero che facciano giocare i giovani, che facciano giocare i talenti, perché prendiamo esempio come si chiama Vergara, ok? Io tifo Napoli, prendiamo il Napoli, prendiamo Vergara. Pure anche Rao, no? Vabbè, parliamo di Vergara. Allora, Vergara ha 23 anni, no? Tu se vai a vedere in Spagna, un giocatore di 23 anni, ok? È un giocatore che ha esperienza, che sa tutto, sa fare tutto, sa da solo ritirare in pratica, però vediamo una netta differenza con il calcio italiano, perché con il calcio italiano, nel calcio italiano, diciamo che i 23enni, i 21enni, i 20enni vengono considerati ancora dei talenti, ma negli altri paesi vengono considerati dei giocatori con già tanta esperienza. Prendiamo Yamal per esempio, che a 18 anni ha trascinato l'Europeo alla Spagna un paio d'anni fa. Ha portato il Barcellona alla vittoria della Liga Spagnola, ha portato l'anno scorso, la stagione 25-26, quella appena conclusa, il Barcellona, no, quella appena conclusa, scusate, volevo dire la scorsa stagione 24-25, ha portato il Barcellona in semifinale di Champions, contro l'Inter da solo. Certo ci sta da dare i meriti agli altri giocatori, però per la maggior parte c'è Yamal, però non dilunghiamoci troppo in questo ambito estero. E per me la FIGC dovrebbe mettere una regola, cioè quella di mettere un massimo di giocatori italiani in campo, cioè per esempio 4 giocatori italiani, minimo 4-5 giocatori italiani devono essere in campo, e
Due di questi giocatori devono essere under 23 per me, poi non so voi. Poi tralasciando il fatto giovani e cose, bisogna rimodernizzare anche gli stadi, ma dare maggiore esperienze ai tifosi. Per esempio, uno stadio di una squadra di media-bassa classifica allo stesso stadio di una squadra di Serie B inglese, di Serie C inglese, quindi per farci capire. E poi ci sarebbe anche, se ci sarebbe questa modifica all'impianto sportivo dello stadio, ci sarebbe anche un controllo maggiore dei costi, ci sarebbero più entrate e roba varia. Poi passiamo all'aspetto tattico del calcio italiano, perché noi sappiamo che fin dagli inizi dei primi club creati al mondo, sappiamo che in Italia fin dall'inizio l'Italia è stato un paese sempre concentrato o associato anche ad un'organizzazione difensiva, un'organizzazione difensiva molto alta, e un pressing, cioè la difesa deve essere sempre bassa. Vediamo in altri club esteri che la difesa è sempre alta, come in Bayern, PSG Bayern, adesso non ricordo, dove la difesa del Bayern sta a centrocampo, cioè, rendiamoci conto. E quindi bisogna cambiare, ok, bisogna pure restare un poco su questa idea del caso di un'organizzazione più difensiva, ma bisogna anche evolversi, avanzare le difese e questo, avanzare le difese un po' più avanti. Poi per esempio c'è meno interesse dai giovani, tra i giovani per il calcio, per la Serie A, si appassionano maggiormente a altri campionati, perché appunto non ci sta quella gioia, si vedono partite che finiscono sempre 1-1, 1-0, 2-1, non ci stanno più di 3 gol in una partita, è raro vedere partite con più di 3 gol. Poi bisogna anche valorizzare il calcio di provincia, ma bisogna anche fare un cambio a livello di campionato, nel senso che bisogna ridurre il numero di squadre che ci sono, passando da 20 a 18 squadre, con 2 retrocesse e poi 2 squadre che si vanno a giocare i play-out, E questo, insomma, bisogna cambiare nel calcio italiano, diciamo un po' la permanenza di calciatori giovani, perché sappiamo che i calciatori giovani in Italia vanno sempre all'estero. Bisogna attirare l'interesse per il calcio italiano attraverso i giovani. Bisogna appunto, come ho detto prima poco fa, ridurre le squadre in un campionato e molte altre cose. Bene ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa il calcio italiano può migliorare, deve migliorare, e fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io intanto vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ciao, giù.